e poi inizierà la propria esibizione. Gli statuti di Piancastagnaio, si diceva che nella loro severità sono ispirati ai principi dell'umanesimo. Si legge nei regolamenti della festa, al capitolo 4, verso degli statuti appunto, e quindi degli statuti che mettono l'uomo al centro. Sono un codice penale e quindi l'elaborato del 1407 dal notaio il primo potestato in terra di Piano Castagnaio, ogni articolo veniva sottoposto, discusso e approvato dal maggior consiglio costituito da tutti i capi famiglia chiamati nella piazza del comune, oggi piazza dell'orologio, o addirittura nella piazza di Santa Maria Assunta. Gli statuti sono redatti prima al latino e gli stessi sono conservati nell'archivio di San Tenente per poi essere stati dopo scritti in volgare, e in questa versione di comunque agevole lettura sono conservati nell'archivio storico del comune. Ecco, seguiamo la contrada del Toro.